O lasciamo i nostri amici ad un altro servizio. A voi. Prendiamo proprio dal libro di Gilberto, Le navi veneziane. Ma in questo libro si trovano proprio tutte le navi? Beh, si trovano tutte le navi di cui abbiamo avuto notizia, di cui si è conservato uno straccio di disegno. Purtroppo io credo che molti di questi disegni siano finiti a incartare qualche pesce o qualche altro, o rilegare libri. Non si dava molta importanza a questi disegni, non si capiva l'importanza che avevano per la storia veneziana. Ahimè, che peccato. Però, diciamo, la regina, il re anzi, delle navi veneziane era il Bucintoro. E si trova anche questa nave nel tuo libro? Sì, si trovano un paio di disegni del Bucintoro. Fortunatamente abbiamo un modello che è veramente una cosa eccezionale, anche se è stato costruito dopo che i francesi distrussero l'ultimo Bucintoro. E qui dietro abbiamo una statua, vedete la Giustizia, rappresenta Venezia e la Giustizia, che probabilmente era una statua di un Bucintoro del Cinquecento. Sì. Questa era una delle figure che ricorreva e veniva sempre ripresa nei vari Bucintoro che sono succeduti via via che diventavano vecchi e venivano costruiti altri di nuovi. Dietro la statua c'è un disegno che c'è rimasto. Questo è un disegno di Petrus Fileto, è l'unico disegno un po' tecnico di Bucintoro dove si vede questa nave vista di fianco, esattamente riprodotta proprio su carta. Gilberto ha parlato del modellino e allora noi facciamo 4 passi avanti e vediamo appunto questa bellissima imbarcazione ricostruita in tutti i suoi dettagli. Ma è veramente, cioè, c'è tutto praticamente, sembra quasi di rivederla, Gilberto. No, questo è un modello eccezionale, devo dire, fu costruito da maestranze dell'Arsenale. È interessante vedere proprio anche nei minimi dettagli come questi artigiani siano riusciti a riprodurre questa nave. Una cosa interessante, è un po' anche il simbolo della società, io lo considero un po' ironicamente perché chi lavora, chi voga sta sotto, gli altri nobili stanno sopra naturalmente. Un'altra cosa, i remi sono dotati di queste maniglie perché a differenza dei remi della galea precedente di cui ogni vogatore aveva il suo, qua vogavano in più vogatori su un unico remo. Il remo è dotato di maniglie, non so se vedete, e ogni vogatore si prendeva e muovevano tutti assieme all'unisono questo grande lunghissimo remo. L'anno scorso ce l'avamo lasciati proprio qui, davanti al modello del Bucintoro. Quest'anno abbiamo la possibilità di parlarne un po' di più. E guardiamo per esempio la prua. La prua è una prua particolare. Che cos'è che ci ha rappresentato lì? La prua è dotata di questi 2 speroni o rostri, l'inferiore di 2 giardini laterali dove appunto potevano essere ospitate persone di riguardo. Il Bucintoro veniva proprio definito come una vera e propria reggia sull'acqua con molti elementi particolari. Sì, era una ricchissima proprio villa galleggiante. Le simbologie sono complicatissime, sono riprodotte in questo libro coevo della costruzione. La cosa molto interessante è il tiemo, cioè quella grossa copertura che adesso è rappresentata aperta per far vedere gli intagli. Ognuna di quelle figure, di quei riquadri, ha una simbologia complessa di figure femminili, arti, mestieri, virtù, eccetera, eccetera, che non è il caso adesso di descrivere. E poi una parte di tiemo un po' più sopraelevata era la parte destinata al doge. E sopra c'era quel grande pennone dove veniva issata la bandiera di San Marco. Vicino al pennone c'era lo stemma del doge in carica, in questo caso Mocenigo, e l'ammiraglio del porto. Del porto governava un po' le manovre di questa imbarcazione che doveva essere anche abbastanza pesante e doveva essere aiutata trainandola con altre imbarcazioni. Ieri Paolo Costa, il nostro neosindaco, ha gettato l'anello in mare dalla Bissona Serenissima, che molti purtroppo confondono con la Bucintoro. Invece i dogi, proprio dalla Bucintoro, gettavano l'anello. E esattamente da dove, Gilberto? Beh, questa è la poppa dell'imbarcazione con questo timone molto curvo, e da quella piccola finestra posta sotto lo schienale, dietro lo schienale del trono del doge, si apriva e da quella piccola porticina veniva lanciato in mare l'anello per questo sposalizio che faceva il doge con il mare. Queste barche chiaramente venivano costruite tutte quante nell'arsenale.
Sì, venivano costruite nell'arsenale, c'era addirittura un'attesa, un teson dove veniva sempre tenuto il Bucintoro, e lo si vede in quelle bellissime stampe dell'abate Maffioletti, lo si vede prima ormeggiato all'interno dell'arsenale, perfetto in tutte le sue durature, e invece nella tavola successiva, quella disegnata dopo la distruzione dell'arsenale da parte dei francesi, lo vediamo tonero, quindi con tutte le durature raschiate e parzialmente bruciato. Una volta quindi i veneziani erano bravissimi a costruire imbarcazioni, ma lo sono tuttora, e noi per scoprirlo andiamo a Burano da Agostino Amadi. Non potevamo non chiudere ringraziando l'ammiraglio Lorenzo Sferra, che ci ha gentilmente ospitato, e noi volevamo chiedere qualcosa di questo museo e del rapporto con la città di Venezia. Che legame c'è fra il Museo Storico Navale Venezia? Mi sembra un legame molto simpatico, molto cordiale. Non tutti i veneziani, devo dire, effettivamente conoscono il museo, anche perché insomma non è che ci propagandiamo molto. Sono più i visitatori stranieri di quelli veneziani che vengono a vederci, però comunque siamo in ente nazionale, ben conosciuti, ben noti. È uno dei musei, non a detta mia ma di altri, molto importanti della storia della Marina di Venezia e della Marina Militare Italiana. Vengono i bambini a visitare questo museo? Sì, molti bambini, abbiamo il 50% sono studenti e bambini delle scuole, insomma, alunni stranieri e anche italiani, e stranieri, soprattutto stranieri, francesi, molti francesi, abbiamo scuole francesi. Ci può dare qualche anticipazione per il futuro? Ha detto non si può dire molto, ma io posso dire un auspicio, cioè quello che noi speriamo si possa realizzare è che le imbarcazioni veneziane, di cui alcune stanno estinguendo, possano trovare finalmente un giusto posto nell'arsenale. Ecco, in questo senso qui si stanno agitando molte persone, nel senso appunto giusto della parola, perché si possa conservare il ricordo, la memoria delle imbarcazioni veneziane che altrimenti sparirebbero. Alla fine io ringrazio i miei ospiti, ringrazio i telespettatori, il nostro cameraman Massimo Codolo, e non posso non mostrarvi questo bellissimo libro ancora, scritto da Gilberto Penzo, Le navi veneziane, che sarà mercoledì 7 alle ore 18 all'Ateneo Veneto. E con questo è proprio tutto da Francesca Scarpa, un saluto e alla prossima.